Eder. Mech. Pallister. La tragica vicenda di Andrea Prospero è emersa come una storia di angoscia e manipolazione virtuale, culminata in un suicidio che richiama alla mente interrogativi più profondi e inquietanti su responsabilità e dinamiche digitali. Andrea, giovane studente al primo anno di informatica presso l'Università di Perugia, è stato trovato privo di vita in un bed and breakfast della città il 29 gennaio di quest'anno. La sua morte, inizialmente catalogata come suicidio, ha presto rivelato strati più complessi e oscuri. La chiave di questa complessità risiede nei contenuti scoperti in una chat privata su Telegram. Durante uno degli ultimi contatti digitali, Andrea era in collegamento con un coetaneo che lo spingeva incessantemente a compiere gesti autolesionisti drammaticamente irreversibili. La pressione psicologica culminò nella tragica decisione di ingerire una pericolosa combinazione di ossicodone e Xanax, un mix reso ancora più letale dall'alcol assorbito contestualmente. Mentre Prospero perdeva coscienza, l'amico virtuale chiudeva la connessione, dileguandosi senza allertare alcun soccorso, lasciando un silenzio mortale nella stanza. La vicenda non si è esaurita con l'esplicitato gesto estremo di Andrea. Il padre del giovane, Michele Prospero, non ha mai accettato l'ipotesi di un suicidio volontario. Sin da subito, ha sospettato la presenza di fattori esterni che avevano condotto il figlio verso un destino così terribile, e nelle settimane successive, l'inchiesta ha iniziato a delineare una verità che sembra confermare i suoi sospetti. Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ha annunciato sviluppi significativi nelle indagini. Le ricerche, condotte dalla polizia postale con meticolosa precisione, hanno portato all'analisi dei dispositivi elettronici ritrovati accanto al corpo di Andrea, comprese le chat a cui il ragazzo era iscritto sotto pseudonimi. È emerso, da queste indagini digitali, il nome di un giovane diciottenne residente nella provincia di Roma. Questo ragazzo, ora agli arresti domiciliari, è accusato di istigazione al suicidio, descritto come un giovane incensurato facente parte di una famiglia assolutamente normale. Era diventato il confidente delle angosce universitarie di Andrea. Le stesse istituzioni che Andrea aveva raccontato di non sapere come affrontare, né tantomeno trovare il coraggio di porvi fine autonomamente. Accanto a questa figura centrale, è apparso nello scenario investigativo un altro giovane, questa volta del sud Italia, indagato per la cessione di un farmaco oppiaceo. Non è indagato per istigazione o aiuto al suicidio, ha dichiarato il magistrato, poiché non avrebbe potuto discernere l'uso che Prospero avrebbe fatto del medicinale. Le operazioni in Campania confermano la magnitudine dell'inchiesta, volta a svelare ogni possibile anello di una catena di eventi così sconvolgente. Il rapporto dell'autopsia ha fornito un'altra tessera fondamentale al mosaico investigativo, stabilendo che Andrea è spirato in seguito all'ingerimento massiccio di barbiturici, ritrovati in confezioni accanto a lui. Tuttavia, le circostanze del suo soggiorno temporaneo in quell'appartamento, affittato a scopi tuttora poco chiari, suggeriscono un piano più articolato e pressante. Le autorità hanno scoperto, nel medesimo luogo, una sessantina di schede SIM e carte di credito intestate a persone diverse, denotando un'estensione della trama che sovente variegava dal solo interesse personale di Andrea. L'indagine è qualificata come complessa, secondo Cantone, perché richiede non solo l'analisi dei dati telematici ma anche la comprensione dei motivi dietro il possesso e l'uso disparato del telefono e delle SIM. Domande restano sull'impiego dell'appartamento stesso, per il quale Andrea non sembrava avere alcuna diretta necessità. La famiglia di Andrea, combattuta tra dolore e determinazione, ha accolto con un senso di parziale conforto queste nuove svolte. Michele Prospero, il padre, ha commentato che finalmente si incomincia ad avere giustizia per Andrea, pur consapevole che il cammino verso la verità è ancora lungo e impervio. Gli avvocati che assistono la famiglia, tra cui Francesco Mangano e Carlo Pacelli, percepiscono la misura cautelare contro l'indagato come una conferma di ciò che i parenti credono fermamente da sempre. Andrea è stato vittima di un convincente, quanto mortifero, inganno. Il caso di Andrea Prospero lancia un monito sull'importanza della protezione e del monitoraggio nel contesto tecnologico odierno,
affiniti fra impetuose connessioni virtuali e concrete tragedie umane. Dalla cronaca nera alla prima serata, quando un sospettato diventa star della TV, ormai è ufficiale, l'Italia è il paese delle opportunità. Non importa quale sia il tuo passato, il tuo presente o, perché no, il tuo futuro, se riesci a conquistare il pubblico, puoi diventare un personaggio televisivo. Lo sa bene Sebastiano Visintin, che da marito di una donna trovata morta in circostanze misteriose è diventato una presenza fissa nei salotti televisivi. Un'evoluzione di carriera che farebbe invidia a molti. La notizia del suo possibile addio alla TV ha scatenato il panico tra gli affezionati spettatori. C'è chi lo vorrebbe ancora davanti alle telecamere, perché ormai senza di lui l'approfondimento del venerdì sera sembra monco. E chi invece suggerisce di lasciarlo libero di tornare nell'anonimato. Ma il vero nodo della questione è un altro: da quando esattamente l'essere coinvolti, a vario titolo, in un'indagine di omicidio è diventato un trampolino di lancio per la celebrità? Si dice che il pubblico sia sovrano, e questo vale ancora di più nell'era dei social, dove tutto può trasformarsi in una battaglia di opinioni. Da una parte, il fronte del Seba, non mollare, che vede in lui un paladino della verità, un uomo che deve continuare a difendersi davanti alle telecamere perché, si sa, la giustizia ormai passa più dal talk show che dalle aule di tribunale. Dall'altra, chi suggerisce di chiudere il sipario, basta, lasciamolo in pace, dicono, come se tutto questo clamore fosse stato imposto dall'alto e non cavalcato con una certa disinvoltura. Certo, l'idea di un flash mob per convincere un uomo discusso e controverso a restare sotto i riflettori ha un che di surreale. In un paese normale, i flash mob si organizzano per sensibilizzare su cause sociali, per protestare contro ingiustizie o per ricordare vittime di fatti tragici. Qui, invece, l'obiettivo sarebbe far tornare davanti alle telecamere un personaggio che, nel bene e nel male, ha monopolizzato il dibattito su un caso ancora avvolto nel mistero. Sembra che ormai non ci sia più differenza tra un talk show e un reality. Si parte con il racconto di un caso di cronaca e si finisce a creare il personaggio televisivo di turno, con un seguito di fan e detrattori degno della più accesa rivalità calcistica. Lungi da noi mettere in discussione il diritto di parola di chiunque, ma forse qualche domanda bisognerebbe porsela. Davvero vogliamo che il racconto della cronaca nera si trasformi in un palcoscenico dove i protagonisti diventano volti noti, quasi delle celebrità, mentre la ricerca della verità passa in secondo piano? In fondo, se la televisione funziona così, è perché qualcuno la guarda. E se davvero dovesse nascere un movimento per il ritorno di Visintin sul piccolo schermo, sarebbe solo l'ennesima conferma che, in Italia, la notorietà può nascere nei modi più improbabili. Magari, un giorno, qualcuno proporrà anche un reality show con i protagonisti dei casi più discussi, con televoto finale per decidere chi è più convincente nel raccontare la sua versione dei fatti. Tanto, ormai, il confine tra informazione e intrattenimento è stato superato da un pezzo. La dottoressa Cattaneo non è solo una tra i migliori antropologi ed anatomopatologi forensi al mondo, ma anche una specialista navigata e riservatissima, tanto esperta dell'italico vezzo di inquinare le indagini e corrompere i professionisti, nonché delle annose deviazioni politiche e istituzionali. Da mettere in campo essa stessa delle contromisure a tutela del proprio lavoro scientifico. In tal senso si spiega il rinvio delle sue conclusioni fino all'effettivo avvicendamento nella direzione delle indagini. Ed anche la riservatezza attuata persino nei confronti dei consulenti di parte, rimasti letteralmente a bocca aperta, in primis l'ondivago generale Garofalo. Vi è di più che, per semplificare ed accelerare le nuove indagini, la Cattaneo ha nella sostanza bipassato le evidenze scientifiche e le ipotesi più probabili riguardo la permanenza del cadavere di Liliana nel boschetto per 21 giorni. In effetti è, paradossalmente, proprio la difesa di Sebastiano che, cercando di correre ad improbabili ripari, oggi insiste a contestare l'abbandono del corpo già nella giornata del 14 dicembre. Questo si spiega, oltre che quale mero tentativo di ingarbugliare il quadro investigativo, opponendosi alla CTU Cattaneo.
soprattutto per indirizzare l'attenzione degli inquirenti in un periodo nel quale lui effettivamente non avrebbe certo corso quel rischio. Tuttavia questo aspetto sarà inevitabilmente trattato, e facilmente risolto, dopo gli avvisi di garanzia, cioè al processo cui il goriziano sembra oramai predisporsi. Non trascurerei che questa interpretazione traspare dalla linea seguita dall'avvocato Gentile. Ovvero, prima stabiliamo che c'è stata una aggressione violenta ed un omicidio. Poi escludiamo i soggetti che non possono essere i colpevoli, quindi ci concentriamo su quelli rimanenti e stringiamo il cerchio sulla base di tutti gli indizi convergenti ed univoci. A partire dai possibili moventi, solo in conseguenza emergeranno le modalità di esecuzione e le eventuali complicità. Mauro Pereni, un uomo di 67 anni, è deceduto in seguito a un tragico incidente avvenuto nella sua abitazione situata in via Fratelli Bandiera a Preganziol. La scorsa sera è stato accoltellato al petto da una donna, amica della sua defunta moglie, che stava ospitando. La donna si trovava presso la casa di Pereni dopo essere stata sfrattata nei mesi precedenti, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, che lo hanno trasportato in condizioni critiche all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. Mauro Pereni si è spento questa mattina durante l'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto per cercare di porre rimedio alla grave ferita inferta con la lama. Attualmente, i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto stanno indagando sull'incidente mortale. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l'accoltellamento abbia seguito una lite furiosa tra la vittima e la salitrice. La donna, che Mauro aveva generosamente accolto dopo il suo sfratto, è ora sotto custodia con l'accusa di omicidio aggravato. Sabato 15 marzo è stato presentato presso il Club Nautico Gaeta, Piazza Carlo III, il libro di Carmelo Lavorino Cogne, Chi ha ucciso Samuele, dedicato all'omicidio che nel 2002 sconvolse l'Italia, dividendo l'opinione pubblica fra colpevolisti e innocentisti. Fra gli innocentisti c'era il criminologo Carmelo Lavorino, il quale sollevò immediatamente molti dubbi con base logica, investigativa, forense e scientifica. La donna venne condannata in tutti e tre i gradi di giudizio perché i giudici ritennero che avesse ucciso il figlioletto indossando la casacca del pigiama e le ciabatte. Per la consulenza del medico legale della procura, per le conclusioni dei RIS, per una perizia sulle macchie di sangue detta BPA, per la ristrettezza dei tempi esecutivi, per altri motivi. Per l'impossibilità che un estraneo si fosse introdotto in casa in 8 minuti per uccidere senza movente Samuele e sparire, senza lasciare tracce, l'autore ha elaborato un'alternativa molto forte nota come teoria Lavorino che, se fosse entrata nel processo in modo chiaro, intelligente, serio e scientifico, al posto delle risibili e dilettantistiche alternative portate proprio dalla difesa della Franzoni, avrebbe potuto cambiare le sorti del processo a favore della Franzoni. Il libro è un'analisi completa degli avvenimenti, dei personaggi, della scena del crimine, delle varie ipotesi di scenario e di movente, per poi illustrare l'unica alternativa alla colpevolezza della Franzoni, la teoria Lavorino. La presentazione ha visto l'apertura dei lavori da parte del presidente del Club Nautico Gaeta il dottor Giampaolo Scalesse. Sono proseguiti con interventi mirati e coordinati con la dottoressa Giusy Marotta, lo psicologo forense dottor Enrico Delli Compagni e lo stesso autore prof. Carmelo Lavorino, fondatore e direttore del CESCRINA, noto ed apprezzato criminologo investigativo, il quale si è interessato professionalmente di oltre 200 casi d'omicidio, fra cui i delitti del mostro di Firenze, del serial killer Donato Bilancia, i gialli di Via Poma, d'Arce, di Caronia e tanti altri. Numeroso il pubblico che ha partecipato con domande e considerazioni. Erano presenti le prof. Silvana Molino, Angela Uttaro e Nunzia De Spagnolis del comitato direttivo del Club Nautico, la dottoressa Vincenza Paris, il magistrato Mimmo Landi, il prof. Salvatore Dell'Anno, il noto microbiologo prof. Claudio Lavorino consulente del CESCRINA, il prof. Cosmo Di Mille, l'avvocato Valentina Madonna, le dr. Valeria Bamonti, Sara Di Nitto e Milena Guadalaxara.
il perito informatico Gaetano Bonaventura e la segretaria del CESCRIM Valentina Fusco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.